you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Assessore Anzi, l'importanza di questo premio 2023, 39esima edizione, riscoperta del territorio, cultura e turismo, tutto collegato, no? Sì, certo, da ormai quasi 40 anni il premio Hemingway è uno degli appuntamenti culturali più importanti della stagione estiva a Lignano Sabbia d'Oro e soddisfa secondo me due esigenze: quella, come ogni premio letterario, di indicare una via, di premiare degli autori particolarmente meritevoli appunto della pubblica estimazione, ma accanto a questo permette di offrire eventi culturali di alto livello all'attento turista della nostra spiaggia, e questo, ne sono convinto, sarà uno degli elementi fondamentali del turismo del futuro. Senta, indirettamente c'è qualcosa che la collega al premio Hemingway, no? Anche lei come persona. Ma ho ricordato che nella fotografia storica che raffigura Ernest Hemingway nella nostra spiaggia ci sono delle persone che lo accompagnano, il presidente dell'allora società Lignano Pineta Kechler e un mio prozio come me, l'avvocato Mario Anzil, che con il dito, col braccio e con il dito indica la città che andavano fondando. E questa è diventata una foto storica a cui sono particolarmente legato, e peraltro l'obiettivo che era di quegli pionieri fondatori di Lignano, e cioè di associare il nome della nuova spiaggia friulana a personaggi illustri per promuoverla, perfettamente risponde anche agli obiettivi di questo premio Hemingway. Premio Hemingway 2023, tanta particolarità, no? E tante novità. Ma intanto la novità più grande di quest'anno è che c'è un premio speciale, gli hanno 120 anni di futuro, appunto nell'anniversario dei 120 anni dal primo stabilimento balneare di Lignano viene dato un premio a un personaggio che sappia comunicare con i giovani, che sappia ispirarli, proprio perché sono passati 120 anni ma se ne vorrebbero altri 120 in sostanza di Lignano, e quindi abbiamo pensato ad Antonio Fantin, atleta paralimpico, medaglia d'oro appunto le Paralimpiadi, proprio come giovanissimo, proprio come uno di quei personaggi che sanno appunto parlare ai giovani, sanno ispirare, che è riuscito a trasformare qualcosa che forse avrebbe abbattuto altri in modo molto, molto più grande in una prospettiva di vita, in un sogno, in una... Ecco, e quindi credo che possa essere veramente d'esempio per tutti. Poi gli altri premiati sono per la letteratura Amélie Nothomb, la grande scrittrice francese che ormai da 30 anni ogni anno sforna un grandissimo successo, quasi un'icona della letteratura francese, e che ha un rapporto, per quel che ci riguarda, molto viscerale con la scrittura, che somiglia un po' a quello di Hemingway. Per l'avventura del pensiero a Carlo Ginzburg, un grandissimo storico che tra l'altro ha anche raccontato questa terra con i benandanti, formaggi vermi, Menocchio, insomma ha compulsato gli archivi e ha raccontato appunto le storie di chi non ha voce sostanzialmente, ecco, in questa regione, e non aveva soprattutto nel passato. Per quel che riguarda invece la fotografia verrà premiato Marco Zanta, fotografo diciamo che si caratterizza per foto urbane di architettura, però molto essenziali, ma anche geometrizzanti, ha qualcosa appunto che nello stile ricorda appunto la secchezza, se vogliamo di Hemingway. E poi per ultimo, ovviamente, ma non per ultimo, abbiamo l'onore di premiare per testimone del nostro tempo Shirin Ebadi, avvocato, attivista iraniana per i diritti civili, in esilio a Londra dal 2009, che in tutta la sua vita appunto ha testimoniato la possibilità e la capacità, anche in un regime avverso, di portare avanti la bandiera appunto dei diritti civili e almeno di smussare le ingiustizie più grandi di un luogo dove insomma la libertà non è esattamente di casa. Ecco. Sì, d'accordo, 120 anni di Lignano, continua anche il premio Hemingway con premi speciali, no?
Sì, quest'anno Lignano festeggia i 120 anni dall'inizio della balneazione, gli abbiamo dato ampio risalto in occasione dell'apertura della stagione, anche con una rievocazione storica. Siamo molto orgogliosi di questi 120 anni di futuro, perché Lignano di fatto ha sempre guardato al futuro e continuerà a guardarlo. E quest'anno, in occasione del premio Hemingway, abbiamo pensato di inserire un premio speciale dedicato proprio ai 120 anni della località. I festeggiamenti vengono sparsi nell'arco di tutto l'anno, proprio inserendo cose particolari all'interno di manifestazioni già esistenti, piuttosto che creandone di nuove come le mostre fotografiche, e anche a Natale ci sarà qualcosa di particolare. E soprattutto un premio speciale ad un atleta locale. No? Sì, è un premio speciale, abbiamo pensato di dedicarlo a un giovane atleta che per le caratteristiche, per la determinazione, per la forza d'animo con cui ha saputo trasformare un evento negativo in qualcosa di estremamente positivo, credo che sia la persona adatta a ricevere questo premio, che è proprio un premio speciale istituito, è Antonio Fantin, la cui, diciamo, paternità la condividiamo con Bibione, perché lui è originario di Bibione ma si allena a Lignano. Make you feel mellow. Gotta think about it. Gotta dream about it.